era FIPA Veneto TV. Questa sera siamo a Limena per la Final Four di Coppa Veneto femminile, una Pasquetta sotto rete per un evento unico, storico. Alle 15:30 la finalissima tra Pallavolo Locara e Usma Caselle, mentre adiacente all'impianto Ilaria Alpi di Limena ci sarà la finale terzo-quarto posto da Pogliano Sossano e Imoco Volley. Quella palla. Perché ci addormentiamo su una palla che carica, su una palla che a gestire la palla che ci serve adesso, quindi massima convinzione adesso è bisogna giocarla senza paura, tutti, andiamo! Siamo con Anna Mozzato, capitana dell'Usma Caselle, una partita che è andata benissimo, sia in finale ma anche in semifinale, cioè
eravate prontissime per questo appuntamento. Assolutamente, sono super contenta della mia squadra, siamo arrivate con un bel po' di infortuni arrancando, ma siamo una squadra e come tale abbiamo lottato e portato a casa 2-3-0 secchi, non ho assolutamente da dire, ci hanno supportato anche alcune ragazze della società della prima divisione, prontissime alla chiamata e non c'è tanto da dire con un gruppo così, è solo una gioia, una soddisfazione arrivare in finale e vincerla in questo modo. Siamo con Giulia Brendoland, capitano della pallavolo Locara. Finale un po' a senso unico, sì, però esatto. forse voi avete sofferto la gara di semifinale 3-2. Esatto, abbastanza, avendo fatto un 3-2, 5-7, abbiamo finito praticamente all'1, quindi poi mangia, corri e siamo subito qua. Però comunque è andata bene, anche perché durante l'anno ci aspettavamo di arrivare direttamente in finale, quindi diciamo che siamo tutte quante contente e soddisfatte comunque del secondo posto. Ecco. Anche per la società è un traguardo che non c'era mai stato, quindi siamo contente lo stesso. Prima classificate Usman